Prende piede ad Agrigento una nuova realtà, nascono i nidi familiari, un progetto in rete presente in tutta Italia e portato avanti dall'associazione romana no profit Scarabocchiando, che da circa 10 anni gestisce nidi familiari in tutta Italia. Sono degli asili nido a tutti gli effetti, ma l'ambiente è quello della mamma gestrice del centro, che ospita con tutta la sua famiglia i bambini all'interno della propria casa, ovviamente in degli spazi adibiti a tutte le esigenze del caso, per un luogo che diventa sicuro come un nido ed affettuoso come una famiglia. E proprio ieri è stato inaugurato ad Agrigento il secondo nido familiare dal nome Scarabocchiando a casa di Carmela, che si trova al Villaggio Mosè in via Federico Fellini numero 4. Si tratta di un servizio innovativo che si propone di conciliare l'educazione dei bambini con le esigenze lavorative dei genitori. Oggi per la mia famiglia si appresta ad aprire una nuova realtà, un nido famiglia, è una novità assoluta ad Agrigento in quanto ci apprestiamo ad aprire un'attività diversa in quanto è proprio un'attività familiare. La mia famiglia è partecipe a collaborare con me ad avere a casa dei bimbi da una fascia d'età dai 3 mesi ai 3 anni. Noi miriamo ad avere un servizio molto semplice in quanto adoperiamo dei metodi Montessori, che sono dei metodi proprio casalinghi, dove il bambino vive la vita quotidiana, il quotidiano della famiglia, come vive a casa con la mamma. Diamo la possibilità ai genitori di avere un servizio molto articolato, in quanto facciamo il fine settimana e facciamo anche un weekend, facciamo il sabato sera, se c'è possibilità anche ad ore, se la mamma ha bisogno di andare a fare la spesa facciamo anche un servizio ad ore. La cosa fondamentale è che siamo coinvolti tutti in famiglia e daremo tanto amore, proprio quello che è diverso dei nidi scolastici, perché proprio il bimbo vive in famiglia. Alla guida dei centri un'equipe psicopedagogica guidata da Roberta Schembri e da Gabriella Schembri. Il nostro ruolo è quello di supportare proprio il lavoro di queste mamme gestrici, così si chiamano le proprietarie dei nidi, da un punto di vista pedagogico. Noi forniamo loro un progetto pedagogico per ogni giorno, le guidiamo giornalmente anche da un punto di vista alimentare. Le mamme gestrici hanno una dieta alimentare che viene data loro da un nutrizionista e poi mensilmente hanno una formazione obbligatoria da fare in rete con le altre mamme di tutta Italia. Il logo è in rete, quindi il nostro vero compito è appunto supportarle in questa avventura.